campo di queste due squadre, la Ciampino e l'Adria Parasim. Si espongono in questo momento. Leonardo, guarda. Tutto pronto, comincia ora la finale tra le due squadre. Recupero, palla che rimane lì e palla fuori. Un passo il Ciampino dall'1-0. Eccolo, conclusione, arriva ora il gol dell'1-0 del Ciampino, il numero 5. Castanelli porta in vantaggio i suoi. Difesa del pallone. Allora insiste l'Adria. Recupera la formazione laziale, adesso può involarsi in contropiede, parata col piede, salvataggio. Arriva il gol del 2-0 del Ciampino, arriva il gol del 2-0, sempre Castanelli. Arriva il gol del 3-0, per gli sviluppi di calcio d'angolo. No, ce l'ho. Punizione effettuata, arriva il gol che riapre tutto. Gol che riapre tutto, gran punizione dell'Adria, conclusione, palla che rimane lì e di Tapin, arriva anche il gol del 4 del Ciampino, ne rimette 3 di distanza fra sé e l'Adria Paras. Conclusione 5-1 da casa sua, sempre Castanelli, gran botta. Alla meglio il numero 3 del Ciampino che riconquista ora un dribbling e poi incrocia, palla fuori, gran giocata personale. Palla che si impegna, insiste l'Adria con questa conclusione, palla alta. Allora ancora Ciampino in avanti, conclusione bloccata dal portiere. Ma la palla è già in gioco. 3 saltolate, rimpallo, arriva il gol di rimpallo, 2-5. Arriva il gol del 2-5. E finisce qui. Il Ciampino alla meglio e vince la partita e il torneo per 5-2.